Countdown azzerato per la terza corsa, premio Zubin OM, confronto per anziani di categoria G ed F alla pari sul miglio dietro le ali della macchina. Prova inserita nel palinsesto dell'ippica nazionale come seconda tris. Autostart inizia a mettersi in movimento. 12 partecipanti vanno a posizionarsi dietro le ali della macchina, anzi no, perché Beatrice Grad non vuole girare nel corretto senso di marcia e così bisognerà andarla a recuperare. Scende Antonio Velotti per girarla a mano e metterla nel corretto senso. Direi che ormai siamo pronti a ripartire, se non ci dovessero essere altre bizze. Potrebbe essere il momento giusto per riprovare la partenza. Un po' di retromarcia per l'autostart e poi si andrà con il numero 1 Drive Jet Andrea Farolfi, al 2 Alexander B, Cosimo Cangelosi, 3 Ultras Griff Andrea Vitagliano, 4 Citrosodina Oil Roberto D'Alessandro, 5 Coriolano Pel Salvatore Piscuoglio, 6 Aura del Ronco Giuseppe Ferrante. In seconda fila 7 Abramo Petral Maurizio Cheli, 8 Zea Maurizio Visco, 9 Don't Touch Me Luca Lovera, 10 Amore Stecca Roberto Faticoni, 11 Eclair Magic Salvatore Valentino, 12 Beatrice Grad Antonio Velotti. Favorita Drive Jet, numero 1 dello schieramento per l'allieva di Andrea Farolfi, Andrea Sarzetto. Numero in pole position, l'autostart ha raggiunto addirittura sotto alle tribune, si prepara al lancio. Si parte con Ultras Griff, veloce a prendere l'iniziativa nei confronti di Coriolano Pell, che si sistema secondo avanti a Drive Jet. Di fuori rimane Aura del Ronco, galoppa Don't Touch B, aveva già sbagliato Citrosodina Oil che è rimasta fuori corsa, mentre prova ad avanzare all'esterno Alexander B, che punta in avanti per portarsi allo scoperto ai lati di Ultras Griff. Ultras Griff che però è deciso a correre al comando. 15,4 il lancio e 400 metri che se ne vanno in 30,8. Ultras Griff al comando, Alexander B al suo esterno, poi in corda Coriolano Pell, seconda pariglia per Aura del Ronco, quindi Drive Jet che ha accanto Beatrice Grad, ancora Abramo Petral che fa pariglia con Amore Stecca. Muove in terza ruota Beatrice Grad che non perde tempo, va sulla testa della corsa. Ha trovato uno schema discreto, visto il numero 12 e ora va all'attacco a un giro dalla fine. 1-1-4 per i primi 800 metri di corsa. Ultras Griff riallunga. Beatrice Grad lo attacca, rimane a contatto Coriolano Pell, crolla il treno esterno, così che rimane in quarta posizione Drive Jet avanti ad Abramo Petral. Ultras Griff si difende dopo un chilometro in 1.15.8. Beatrice Grad fa sul serio, tira bordate all'avversario. Coriolano Pell rimane terza avanti a Drive Jet, mentre muove dalla corda Abramo Petral. Quando siamo a metà della piegata conclusiva insiste Beatrice Grad all'attacco di Ultras Griff che continua a vendere carissima la pelle, poi Coriolano Pell, quindi Abramo Petral, ancora Drive Jet e Don't Touch Me, la retta d'arrivo per Beatrice Grad che ha messo qualcosa avanti a Ultras Griff che prova a difendersi a centropista. Lo scatto di Don't Touch Me di dentro Drive Jet sul palo. Ultras Griff di classe pura si difende da Beatrice Grad e poi di dentro Drive Jet. 34 la chiusa, 1.14.9. Ultras Griff al rientro dopo più di 6 mesi di assenza dalle piste. Andrea Vitagliano in salchi per i colori della scuderia Fior di Loto, in percorso di testa da cavallo veramente di una classe infinita. Si difende tutta strada dalle serrate prima di Alexander B e poi da quelle cattive di Beatrice Grad. Sul palo è ancora primo, al secondo Beatrice Grad, al terzo Drive Jet.